Ma sapevi che in Veneto, 2 passi da Bassano, in provincia di Vicenza, nel comune di Valbrenta, immerso nelle montagne, c'è un posto veramente magico che ha migliaia di anni. Siamo ad Oliero, alle pendici dell'altopiano dei 7 comuni, e siamo arrivati alle grotte di Oliero. Ci fanno camminare 5 minuti. Si comincia a salire, ma non siamo tanto in forma, vero? Che bello, ma che bello. È tutto un su e giù qua, pieno di sassi. Qua mi sa che andiamo in barca dentro le grotte adesso. Se riuscite a mettervi davanti. Si parte, sbassa la testa. Franceschetti sbassa la testa. Guarda che robetta. Sbassa la testa. 15 metri, da 40 cm a 15 metri. E questi sono le stalattiti. Ecco la formazione di anni e anni di gocce. Piccole gocce. Mi te la do. Grazie. È il punto che divide Oliero con l'altopiano di Asiago. Tutta l'acqua dell'altopiano di Asiago viene qua giù ed è qua, diventa sorgente, forma il fiume Oliero perché è lungo solo 300 metri. Le stalattiti mignon, queste da solo 200 anni. Mamma che meraviglia. È tutto calcare questo? Questo è tutto calcare. Temperatura costante a 12 gradi e l'acqua a 8. Fanno anche l'immersione in sub, però bisogna essere esperti. Proprio... Verde, bombole. Comunque sto bello. Bellissima. Lo consigli? Sì.